Erano circa le 10 quando in una palazzina in piazza Indipendenza, poco distante dal municipio di Torre di Mosto, è esploso un incendio che non ha lasciato scampo a una donna di 67 anni a causa delle inalazioni di monossido di carbonio. La donna, intrappolata, ha cercato di chiedere aiuto. Le sue grida sarebbero arrivate alle persone che si trovavano al mercato poco distante e a quel punto il titolare di un banco di ortofrutta avrebbe dato l'allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati un agente della polizia locale e un carabiniere in congedo. Hanno sfondato la porta e portato fuori la donna, mentre nel frattempo arrivava l'ambulanza. Ma nonostante la tempestività non c'era più nulla da fare. I soccorritori del SUEM 118 hanno tentato di rianimarla, con esito sfavorevole. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con 2 autopompe, 2 autobotti e 10 operatori che sono entrati nell'abitazione invasa dal fumo spegnendo l'incendio. Messa in sicurezza la casa, il personale di polizia giudiziaria ha effettuato un primo sopralluogo per cercare di capire le cause dell'incendio, insieme ai carabinieri di San Stino di Livenza. Le operazioni sono terminate nel pomeriggio.